Ci sei riuscito, dai. Ci sei riuscito anche molto bene. Ok. Allora, passiamo a un'altra. Mi dispiace che non c'era. Non c'era l'una. Nomina del membro designato dal Consiglio Comunale insieme al Consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Pia Vincenzo Magara. Come sapete, l'Opera Pia, se non lo sapete ve lo dico, l'Opera Pia Vincenzo Magherra è amministrata da 3 membri. Il sindaco del comune di Varese Ligure o un nominato dallo stesso, un membro nominato dal Consiglio Comunale e il parroco col tempo di Varese Ligure. Questa è l'Opera Pia, quella si gestiva l'asilo. Il componente nominato dal Consiglio Comunale, cioè la signora Linda Merciari, dopo 5 anni il componente decade, perciò questa nomina decaduta abbiamo rifatto un bando, cioè abbiamo rifatto l'avviso di quel bando, il bando di finanza generale, e devo dire, mentre devo assolutamente ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte dell'Opera Pia, perché è chiaro che è un grande onere e poco onore, senza peraltro anche nessun tipo di riconoscimento economico. Perciò qua volevo ringraziare pubblicamente soprattutto la Linda Merciari, che dobbiamo ringraziare, dobbiamo fare un doppio ringraziamento, perché era il membro decaduto e meno male che ha rifatto domanda. Ha rifatto domanda e devo dire solo lei. Solo lei, noi non possiamo che, dicevo, che ringraziarla sentitamente perché è un grande onere, una cosa che lei svolge un componente e comunque una persona che veramente per il nostro comune ha fatto e fa tantissimo. È una memoria storica, una persona che tiene veramente a tutto, una persona di grande buonsenso e devo dire con grande onore che noi oggi ci apprestiamo a nominarla e la ringraziamo, ripeto ancora una volta, infinitamente per aver fatto domanda e per volersi assumere ancora quest'opera. Mi sembra che più o meno ho detto tutto, perciò è una presa d'atto, diciamo, di questa disponibilità, di questa, no, è una presa d'atto nel senso che la memoria è giunta, no, dicevo, è l'unica domanda che abbiamo, perciò ancora grazie alla, ma io direi di sì, perché forse credo che sia meglio anche per lei, credo che sia una persona veramente meritevole, una bellissima persona, perciò io mi auguro che, ma sono convinto, sicuro, che su questo nome troveremo un'ampia convergenza, insomma. Perciò, voglio dire, oltretutto è l'unica domanda, l'unica persona, e meno male che c'è, che ha fatto richiesta per poter far parte di questo consiglio di amministrazione, che tra l'altro ha un mucchio di problemi, ha un mucchio di un terreno, le opere da completare, insomma comunque non mi state dietro. Ancora grazie alla Linda Merciari, perciò se volete intervenire. Io ritengo che sia una persona eccezionale, perché ho avuto con lei nei 2 anni diciamo, di lavoro della fondazione, quindi e poi la sofferenza che ha trovato lei e io quando siamo stati costretti a sospendere l'attività dell'asilo che comportava appunto una perdita di diverse migliaia di euro all'anno. Quindi l'amore che lei prova verso diciamo, questi enti che sono col pregio di Varese Ligure, pensiamo alla sofferenza che ha provato quando è stato chiuso il convento e anche appunto la stessa sospensione dell'attività dell'asilo è stata una sofferenza da lei non è che da me, ma necessaria. Quindi ritengo che sia la persona più adatta per continuare questo tipo di sostegno a un ente tra i più antichi di Varese. Bene, grazie.
Mettiamo a questo punto votazione. Nomina del membro, al punto numero 5, scusate, nomina del membro delegato del Consiglio Comunale insieme al Consiglio di amministrazione della Fondazione Operativa di Vincenzo Magari, la resa libera, la signora, come dicevo, di Commerciale, che ha prima prova, all'unanimità. Mi astengo, no? Vabbè, si Mi astiene. astengo per ragioni di parentela. Si astiene perché ha ragione, per il poco. Purtroppo. Non lo verbalizziamo purtroppo. Salvini Gabriele si astiene. Senza dire purtroppo, Vabbè. mi raccomando, la promessa non lo verbalizzi, se no creiamo un incidente diplomatico. L'immediata eseguibilità se la volete fare la Sì, stessa. non ci serve perché dobbiamo immediatamente fare una delibera Immediata. già stasera secondo me per il problema di Astensione totale, ok. Bene, numero 6.